metaforicamente parlando, siamo l'antiglobalizzazione. Cioè siamo esattamente il partito, anzi non mi piace dire partito, il movimento, chiamalo, non so neanche io come chiamarlo, l'unione di persone, il più attaccate ferocemente al proprio territorio. Lo amiamo all'ennesima potenza e crediamo che il nostro territorio possa essere governato in un modo ben diverso rispetto a come è stato fino adesso. Noi quando, tornando alla metafora, quando diciamo noi faremo le barricate per ottenere risultati, saremo in 2, in 3, in 4, in 100 in Consiglio regionale, noi le faremo metaforicamente, ma se serve forse anche non solo metaforicamente, nel senso che nell'alveo della legalità cercheremo tutte le soluzioni per portare avanti i nostri principi. Allora, per noi l'autonomia è un punto fermo. L'abbiamo chiesta col 96,1% dei votanti all'ultimo, cioè al referendum che c'è stato. È un diritto costituzionalmente previsto, pertanto vedo un inappropriato. Ho sbagliato il termine, si può rifare? No. Allora, vedo che in ogni caso lo Stato è contro il diritto dei cittadini. È inutile che si stia là a menarla per l'aria, perché tanto non è così. Cioè, l'autonomia è sancita in Costituzione, è una delle basi portanti della Costituzione. L'articolo quinto lo dice in modo chiaro. Maggiori forme di autonomia previste e sempre più promosse. E qui si sta facendo esattamente il contrario, si sta togliendo il diritto ad autogovernarsi. Quindi, facciamo così. Noi siamo a tutti gli effetti, inequivocabilmente, il partito del territorio. Poi venendo a me, io so di non sapere tante cose, ne sono perfettamente consapevole e già questo spero che per me sia un punto di partenza importante. Lungi da me essere un tuttologo, posso dire di avere esperienza nell'ambito turistico perché ormai ci sguazzo da quasi 40 anni. E quindi diciamo che insomma, avendo un network di agenzie con oltre 170 agenzie in tutto il territorio nazionale che di fatto porta turisti in Italia, un po' di flussi turistici, credo di saperne qualcosa. Sicuramente forse farei meglio di Corazzari che man sui cavei, ok? Poi, per quanto riguarda altre specificità, credo di essere abbastanza portato in quella che è la comunicazione e il marketing, fanno parte del mio DNA e lo faccio da una vita. Quindi credo che eventualmente se qualcuno volesse scrivere a Girmo sulla scheda lo farebbe perché eventualmente Resistere avrebbe l'opportunità di poter fare comunicazione fatta bene, credo. Poi vedremo.